amico Massimo Mariotti come candidato alle regionali del Veneto del Fara. E lui che rimane indubbiamente l'esponente storico della destra sociale veronese e che con tutta una serie di esperienze alle spalle politiche e amministrative, per cui questo è un qualcosa in più che, non è, che ci conforta. E per concludere io direi che questo candidato ha la competenza, l'onestà, l'affidabilità di questa persona, e lascio la parola a lui perché ci dia un quadro ancora più esaustivo che io altrimenti non sarei in grado di dire. Allora Massimo, vorrei sentire da te il motivo di questa tua scesa in campo, insomma, con il Veneto da Fara. Grazie della domanda. Io ho accettato di candidarmi per rappresentare la destra sociale in questa tornata elettorale. Nello schieramento che sta con Flavio Tosi sono praticamente l'unico rappresentante della destra storica qui a Verona. Io ho iniziato con il Movimento Sociale, poi Alleanza Nazionale, sono stato in concessione consiglio comunale dall'inizio degli anni 90, ho ricoperto vari incarichi, sono stato assessore, presidente di vari enti, quindi ho un'esperienza amministrativa considerevole, ma soprattutto ho un'intima convinzione, una grande motivazione ideale che mi ha spinto fin da ragazzo a fare politica per il bene della comunità. Ecco, queste tue competenze, volevo scendere un po' nei particolari, no? Magari non so se forse sarà un po' superfluo, ma anche per una curiosità mia, volevo chiederti il tuo iter politico e amministrativo. Ce lo puoi un attimo sintetizzare così in maniera molto veloce? Sì, ho iniziato da ragazzino nella Giovane Italia negli anni 70, poi sono stato fiduciario della scuola del liceo dove studiavo, fiduciario del gruppo del Fronte della Gioventù, sono entrato nel FUA, nell'organizzazione universitaria, poi dopo la pausa della parentesi del servizio militare, ho svolto da volontario come ufficiale paracadutista dei carabinieri, e sono ritornato a casa e ho ripreso a fare politica. Ho vinto un concorso, sono entrato in ferrovia dove adesso lavoro, vivo del mio lavoro e per questo sono un uomo libero e posso permettermi anche di sentire magari dalle linee principali o secondarie di un'organizzazione politica, perché mi assumo la responsabilità delle mie scelte e soprattutto non devo chiedere a nessuno uno stipendio per poter campare. E negli anni 90 sono entrato prima di tanto in consiglio comunale come sociale italiano, e poi da allora fortunatamente sono stato rieletto dai miei cittadini veronesi, fortunatamente, perché per me è una passione la politica, è l'impegno civico, e quindi mi ha reso delle grandi occasioni di vita politica e amministrativa. Mi ha fatto crescere, mi ha dato la possibilità di ricoprire dei ruoli importanti e di aiutare anche la mia comunità, la mia realtà di vita. Per la tua competenza, ecco, una curiosità in questo tuo percorso, come hai maturato questa scelta così, che non è improvvisa, ma penso che sia tutta dovuta anche al tuo passato, ma anche a delle considerazioni fatte su questo momento storico. Con lo scioglimento di Alleanza Nazionale io non mi sono riconosciuto nell'attività, perché non è un partito organizzato, strutturato e rappresentativo, è un partito partecipativo, e quindi sono rimasto da sempre in buoni rapporti con Flavio Tosi, nel momento in cui lui ha riproposto la sua candidatura per la città di Verona, offrendo a me e ad altri consiglieri comunali uscenti l'opportunità di rappresentarlo nella sua lista civica, mi sono candidato. Conseguentemente anche adesso Flavio Tosi ha deciso di presentare la sua candidatura al governatore del Veneto, ho accettato l'invito a candidarmi nella lista Veneto del Fara con Flavio Tosi, per portare appunto avanti gli ideali e i valori della destra sociale, almeno per quel che riguarda la nostra città e il nostro territorio veronese. Ecco, io ti ringrazio di queste tue parole e ti auguro la fortuna, perché la fortuna romana era un po' diversa dal concetto di fortuna nostra, che uno se l'è conquistata, insomma, la fortuna tua, hai tutti i preamboli per avere questa fortuna tua che hai
gestito che hai voluto, credo che ci siano delle buone possibilità. Grazie a te, grazie a voi per questa relazione.